Io ho chiesto di poterla ovviamente andare a trovare a nome mio e a nome della città di Chioggia, anche per esprimere vicinanza, perché Chioggia non è questa, Chioggia non è violenta e sinceramente non siamo abituati a queste aggressioni di questo tipo, insomma. Quindi appena verrà dimessa, diciamo, dal reparto di terapia intensiva, verrà magari riportata nei reparti o di chirurgia, vedremo insomma dove verrà collocata e poi andrò sicuramente a trovarla. Il messaggio del sindaco Mauro Armelao, che ringrazia anche il personale sanitario dell'ospedale di Chioggia che si sta prendendo cura della turista accoltellata. Solidarietà estesa anche dal proprietario del B&B preso in affitto dalla famiglia tedesca soltanto poche ore prima del gravissimo episodio di violenza e sangue. Ci eravamo sentiti ieri, erano arrivati all'1:30 circa, famiglia tranquillissima, all'impressione di brave persone. Questa mattina mi sono un attimo recato al pronto soccorso per sentire come sta, mi hanno tranquillizzato, è in rianimazione, in coma vigile, comunque non dovrebbe avere più alcun problema, insomma, ecco, speriamo. Mentre i carabinieri stanno passando al setaccio tutte le telecamere attorno all'area tra Viale Vittor Pisani e Via Vespucci per stringere il cerchio sull'aggressore, altre telecamere stanno continuando a cercare il piccolo Lucky, il maltese di 11 mesi della turista tedesca scappato dall'accoltellamento. Sono quelle dei droni della SAV, sorveglianza aerea veneta, il maltese avvistato in un primo momento sul lungomare, poi vicino alle poste di sottomarina, continua a muoversi, creato pure un gruppo WhatsApp di cittadini e cittadine. E la cosa bella è che tutto il paese si sta mobilitando per cercare questo cagnolino, è proprio il cuore grande di Chioggia e Sottomarina. Siamo tutti con la speranza di trovarlo.